2.700 sequestri, 3 milioni di beni contraffatti, un valore economico stimato in 37 milioni di euro. Cifre da capogiro, cifre della contraffazione scoperte in Veneto negli ultimi 3 anni, con il dubbio inquietante che il sommerso ancora da individuare sia ancora più vasto. Prodotti taroccati, clienti ingannati, spesso a rischio della loro stessa salute, perché la contraffazione è ad ampio raggio, non solo abbigliamento e calzature, ma anche prodotti cosmetici e giocattoli, spesso tossici. Per i consumatori, soprattutto più anziani, difficile difendersi dalle truffe, almeno fino a che l'informazione non sarà attuata in modo capillare. È quello che cercherà di fare un gruppo di giovani reclutati dal progetto Consumatori in Piazza. 100 ragazzi che per 4-5 mesi spenderanno 8.000 ore del loro tempo a conoscere e a distribuire informazioni a tutti i cittadini del Veneto. Appuntamenti nelle piazze e nelle spiagge, volantini e gazebo, punti di informazione per tutti coloro che vogliono sapere come riconoscere i prodotti falsi e le truffe che vi si nascondono. Movimento Consumatori, Ediconsum, Codacons e Regioni insieme anche per la creazione di un blog www.venetoconsumatori.it che ha già preso il via. Attraverso la rete e i principali social network l'obiettivo è quello di dare vita a una bacheca permanente per avvisare, informarsi e segnalare situazioni sospette, perché in Veneto il panorama non è certo dei più rosei. Si sta rivelando un problema importante, questo è dato anche dal fatto che la Regione Veneto ha molti prodotti di qualità da una parte e dall'altra importa molti prodotti da territori che probabilmente non hanno, di cui non si conosce né l'origine del prodotto ma nemmeno anche la costituzione dello stesso. E non c'è soltanto in ballo la salute dei cittadini, ma anche un'economia già vessata dalla crisi. Quando si copia un prodotto, quando si fa contraffazione generalizzata, significa anche abbattere un tessuto economico che della qualità ha fatto l'eccellenza.